piccolo presente per omaggiare, attenzione per questa non è fissata, il suo impegno, piccolo presente per omaggiare lei e l'avvocato Scifo per l'impegno straordinario che stanno mettendo per portare avanti questa campagna. Questa è una targa fatta a nome del Comitato Spontaneo nato su Facebook che conta circa 1800 persone, però io aggiungo, la vorrei dare a nome della città di Alghero, cioè il comitato è anche a nome della città di Alghero, perché è giusto che l'unione fa la forza. Questa è una targa. È la grandezza di un popolo. A Maria Rosaria Carpaccio e a Francesco Scifo. Io ringrazio, sono famosa grazie Teresa. Io vi ringrazio veramente per questo omaggio che non mi sarei mai aspettato, perché in effetti devo dire che sicuramente la dottoressa Randazzo lo viene molto più di me, ma a parte questo io sto facendo quello che qualunque cittadino dovrebbe fare: formare l'opinione pubblica e permettere che poi questa opinione pubblica informata sappia scegliere. Adesso decidiamo se dargli in base alle risposte che ci dà in chiusura l'avvocato, perché ci deve far andare a casa con un po' di buon umore. Vi ringrazio tanto per essere intervenuti, perché è stato un lavoro impegnato, ripeto, anche soprattutto grazie all'impegno che ha voluto fortemente il sindaco, e noi che facciamo parte della lista Lubrano abbiamo sicuramente accettato con piacere questo invito a creare questa opportunità. Che ne vengano tante, che siano sempre tutte così democratiche, così partecipative, così come voi avete dato l'opportunità stasera di rendere questo incontro, perché è proprio grazie al vostro contributo che questo incontro si svolta nel migliore dei modi, in maniera scorrevole e soprattutto in maniera educata e partecipante. Quindi questo ve ne ringrazio personalmente e chiederei gentilmente alla dottoressa Randazzo e all'avvocato Scifo di chiudere appunto dando delle risposte concrete e pensando in positivo per un domani. Io metto come premessa tra le varie domande che sono state fatte il rimprovero di aver usato una parola molto pesante. È vero, io ho usato la parola diaspora, ho usato la parola genocidio, ho usato la parola crimine, però abbiamo anche detto che queste parole non devono suscitare violenza. Noi, così come aveva detto l'avvocato Scifo, noi ricorreremo alla Corte dell'Aia, alla Corte dei diritti dell'uomo, perché quello che stiamo facendo è la conoscenza di giudicato, una conoscenza condivisa, e dobbiamo smetterla di accettare passivamente qualunque cosa ci crei dei danni, perché io ho trovato nel devoto Oil, che è un capolavoro antico, e la parola genocidio, vi dico che cosa dice esattamente. Dice metodica distruzione di un gruppo etnico mediante l'annullamento dei valori culturali. Allora, i valori culturali della Sardegna sono distrutti tutte le volte che ho usato la via dalla Sardegna, perché noi siamo l'isola che accoglie la cultura della vita del Mediterraneo. Addirittura vengono qui scienziati da tutto il mondo per studiare il nostro DNA, perché evidentemente noi abbiamo una peculiarità molto importante. Siamo stati costretti a riprodurci in quest'isola, quindi siamo un fossile vivente, ma non possiamo essere soltanto oggetto di studi come se fossimo una cavia umana. La nostra cultura è innanzitutto il lavoro, perché noi siamo dei grandi lavoratori, ovunque nel mondo noi andiamo, e non apprezzati, perché siamo persone intelligenti, colte, capaci, preparate, siamo persone che danno tutto. Siamo appassionati come vedi. Dottoressa, Zona Franca come?